Siamo pronti per una bella e tranquilla passeggiata in Malga Bocche? Bene, se siete pronti voi, io sono sulla linea di partenza, andiamo! E per questa mia nuova giornata escursionistica tra i miei sentieri dolomitici mi trovo all'interno del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, in direzione di Malga Bocche, in direzione geografica di Cima Bocche, cosa che per ora non è fattibile visto ancora la quantità di neve presente. E man mano che salgo in questo primo tratto della strada forestale ancora agibile, una bellissima panoramica che guarda in direzione del Colbricon, della Cavallazza, e leggermente in ombra dal sole di primo mattino il Cimon della Pala e tutto quel versante delle Pale di San Martino che comunque una volta già raggiunta Malga Bocche saranno ben visibili e quindi da fermare nella nostra memoria. E anche questo territorio porta con sé, ancora a distanza di un bel po' di anni, queste cicatrici lasciate da tempesta Vaia in quell'ottobre del 2018. Infatti l'intera zona è praticamente divelta, distrutta da quella forza naturale che per buona parte dell'arco dolomitico ha lasciato traccia che sicuramente verrà un po' ristabilita forse dalla natura, Dio sa in quanti secoli forse, perché riuscire a ridare vita a spalle montuose come queste, riportarle al loro vigore boschivo, penso che sia un lavoro che madre natura, non lo so, forse a tempo indeterminato. E l'ultima volta che sono passato lungo questa strada per raggiungere Malga Bocche era l'estate 2018, quindi qualche mese prima della notte di Vaia. Era un territorio boschivo fertile e meraviglioso, come tutta questa valle che scende in direzione della Val Travignolo e della Val di Fiemme. Era un'altra natura, era un altro mondo. Io a distanza di 6 anni dall'ultima volta, onestamente sembra quasi di non riconoscere più nulla di quello che c'era prima. E arrivo così in questo punto dove quella che fino ad ora era una bella e comoda strada forestale termina, per dare maggiormente spazio al sentiero. Adesso entro all'interno dei boschi, sentiero sempre 626 che dà come indicazioni Malga Bocche e Lago di Bocche, e presente anche in questa tabella escursionistica il cartello dell'ente parco che indica che il sentiero 626 molto probabilmente è chiuso più avanti, ma che comunque sia Malga Bocche è possibile raggiungerla tramite il sentiero della miniera. Quindi adesso vediamo un attimino andando avanti.
E adesso ovviamente è tutt'altra cosa rispetto a prima, con quel panorama un po' così che rattrista sotto certi punti di vista. Il cammino, tornare nuovamente all'interno di questi boschi, in questo bel sentiero boschivo risparmiato da quella forza devastante, è un'altra sensazione, proprio quella, si percepisce quel messaggio che si riceve dalla natura, considerando anche il corso d'acqua che tengo alle mie spalle e che dai versanti maggiori sta portando giù a valle quantità indefinibile di acqua. Ed ecco che il sentiero 626 lascia definitivamente il bosco per aprirsi verso questa bellissima panoramica, questo bellissimo pianoro a cielo aperto. Malgabocche è a una decina di minuti, un quarto d'ora da questo punto, ma la bellezza di questa uscita e di questa entrata in scena, di questa nuova scenografia naturale, è dato da questi bellissimi prati completamente ricoperti di crochi, o nel loro nome originale i crocus. E una volta raggiunta Malgabocche, una bellissima panoramica sicuramente unica nel suo genere, di tutto ciò che guarda questo versante a nord delle Pale di San Martino, cominciando alla mia destra con il Cimon della Pala e per finire sulla sinistra il Mulaz. E in mezzo a questi due bastioni rocciosi il mondo. E in Malgabocche si arriva in circa un paio d'orette, anche meno, direttamente dal centro visitatori del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. La località è proprio Paneveggio.
Il panorama, lo spettacolo che si apre raggiunta questa malga, che per il momento è ancora chiusa, aprirà i battenti con l'inizio di giugno, metà giugno, per essere poi anche, come di consueto in ogni estate, una perfetta accoglienza turistica. Si mangia e si beve benissimo, ve lo posso garantire, di fronte a questi che saranno tra un mesetto, poco più, i nuovi alpeggi di stagione. Quindi rimanere qua al cospetto di questo panorama che guarda verso le Pale, verso il Col Bricon, verso questo versante che sale lungo la Val Travignolo dell'intera catena del Lago Rai. E quella di Malga Bocche è una bellissima passeggiata, giusto l'ideale, soprattutto durante la primavera, quando queste belle distese di prati sono liberi dalla neve, di portarsi su, mangiare a sacco, mangiare distesi al sole, stare all'interno di questo ambiente naturale così silenzioso, dove solamente i ruscelli che portano giù i grandi nevai più a monte fanno da colonna sonora questa pace, questa tranquillità. Per cui in primavera, quando la malga è chiusa, d'estate quando la malga è aperta, e quindi approfittare anche della buona tavola, e poi all'interno di queste infinite distese rimanere qua, prendersi il sole, rilassarsi, passare una bella giornata, magari anche in compagnia degli animali al pascolo, quindi la loro presenza, quel loro tintinnio che praticamente accompagna tutti noi quando camminiamo, quando saliamo a queste quote, quando le nostre escursioni, il nostro cammino ci porta magari a stretto contatto con questi alpeggi, con questi luoghi veramente straordinari. E poi è ovvio che il panorama che guarda verso le Pale di San Martino praticamente completa l'opera. E adesso è arrivato il momento di rientrare nuovamente al punto di partenza. Rientro nuovamente in direzione del Paneveggio. Tengo questa volta, a differenza di stamattina, un sentiero che questa volta in fase di discesa tiene la sinistra del torrente che ho incrociato questa mattina, per cui vediamo un po', sebbene non ci siano tabelle o indicazioni che diano la sua destinazione, comunque sia è ben battuto, ben marcato, per cui un po' all'avventura, dai, vediamo dove porta. Effettivamente è un bel rientro questo sentiero, che come riferimento tiene la sinistra del
torrente in fase di rientro, quindi di discesa. È un sentiero che non trovate segnato sulle mappe, ma lo trovate magari in alcune come un sentiero secondario, quindi leggermente tratteggiato in nero. Ci sono indicazioni che danno per Paneveggio, quindi si rientra in tutta tranquillità al punto di partenza. E dopo essermi un po' allontanato dal frastuono del torrente stesso, devo stare attento dove metto i piedi perché è formato proprio da pietre, sembra quasi una strada, un'antica strada romana veramente, e mi sono lasciato un po' in disparte il torrente, quindi quella di ora è una bella e totale immersione all'interno di questi bellissimi boschi, come sempre. Ed è una bellissima e facile escursione, in circa un paio d'ore siete da Paneveggio, siete direttamente in Malga Bocche. Qualche consiglio per quanto riguarda l'estate, quindi una bellissima escursione che potete svolgere durante l'estate, non in questo periodo perché nelle quote maggiori alla soglia dei 2000 metri c'è ancora della neve, pure su questo versante. Arrivare in Malga Bocche, da Malga Bocche partire in direzione del lago di Bocche e di Cima Bocche, quindi un bellissimo anello che poi rientra nuovamente alla Malga seguendo una vallata più che si porta più sulla sinistra rispetto al posizionamento stesso della Malga, e questo per dare un po' un'idea anche di una bellissima alternativa da prendere in considerazione durante l'estate, che lentamente si avvicina e quindi porta con sé anche la possibilità di innalzarsi nei nostri cammini oltre i 2000 metri, e quindi indipendentemente da questa bellissima giornata di sole che mi ha portato in maniera molto pacifica e tranquilla in Malga Bocche, ecco, tenete in considerazione e fate una bella valutazione e consultate la vostra mappa tabacco che sia per quanto riguarda poi il proseguo, perché poi nelle quote maggiori in direzione del lago Bocche, per esempio, durante l'estate sono presenti anche degli alpeggi, quindi nelle quote superiori rispetto alla Malga. A me è capitato praticamente in quel paio di occasioni che sono salito su in vetta di Cima Bocche, mi è capitato appunto di trovare un piccolo casotto, una piccola baetina con adiacente questo prato e dei bellissimi animali al pascolo in alta quota, quindi mucche e qualche capra. Detto questo, è una escursione primaverile da prendere unicamente alla leggera, quindi sfruttare poi quello che è il silenzio, la pace che Malga Bocche in questo periodo riesce a regalare, perché poi durante l'apertura stagionale, quindi quando l'ospitalità, una tra le migliori, richiama a sé centinaia di persone ogni giorno, quindi con la vicinanza dell'Alpe di Lusia e quella bellissima e facile ciclabile che collega la Malga con l'Alpe, tanti ciclisti, tanti escursionisti, e quindi non più, diciamo, la Malga stessa vivibile in totale silenzio come ho fatto io oggi, o altrimenti ci si sposta, si porta un bel panino, si mangia a sacco della frutta e ci si distende al sole nei suoi bellissimi prati, e magari sfruttando la Malga stessa per quel caffè che poi fa la differenza. Molto bene, dal Primiero, dal Paneveggio, dalle bellissime Palle di San Martino, dal Colbricon, dalla Cavallazza, da questo versante che scende lungo la Val Travignolo e che guarda in questo frangente della catena della Gorai, è tutto, e al mio prossimo video, e come sempre aspettando la bella stagione con ansia, i rifugi, le malghe, tutte quelle che sono praticamente le strutture ricettive aperte e quindi pronti ad accoglierci. Ciao bimbi!
e facendo come riferimento gli avvisi posizionati sulle tabelle escursionistiche dall'ente forestale in merito alla chiusura del sentiero 626, dove si consiglia di salire in Malga Bocche seguendo il sentiero della Val Miniera, vi posso assicurare che il 626, almeno ad oggi, era completamente pulito, era transitabile senza nessun problema. Quindi informatevi nei prossimi giorni se siete intenzionati a salire in Malga Bocche direttamente dal Paneveggio, informatevi sulla fattibilità di quel divieto per chiusura del sentiero, perché in data odierna, oggi siamo l'11 di maggio, io sono salito sul 626 regolarmente e non ho trovato nessuna chiusura di sentiero.